Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Anche quest'oggi, come tutti i giovedì, siamo in collegamento con Claudio Borghi Aquilini, che sarà con noi nel corso della trasmissione e anche con voi. Potrete intervenire più tardi chiamando per telefono o mandando messaggi, dopo vi ricordo i numeri. Intanto buongiorno a Claudio Borghi Aquilini, che è responsabile economico della Lega Nord. Ciao Claudio. Buongiorno a voi. Buongiorno. Poi parliamo anche, perché sta settimana mi ha stimolato la trasmissione di Ballaroa alla quale hai partecipato martedì sera, poi ne parliamo. Intanto però una brutta notizia per il maltempo, un'altra vittima, una persona è morta a Crema, il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco nei pressi di un mulino invaso dall'acqua. Da oggi dovrebbe allontanarsi la perturbazione che ha colpito l'Italia, che ha causato 2 morti in Piemonte e Lombardia. Ieri, nella notte, precipitazioni meno intense nel Varesotto, dove è esondato il Lago Maggiore. A Monza monitorato il Lambro, a Milano situazione verso la normalità, così l'ANSA fa il punto della situazione. Ma a proposito di notizie, la seconda notizia è economica. Dall'Istat la certificazione, tra virgolette, dello stop alla deflazione. A ottobre i prezzi al consumo sono saliti dello 0,1%, sia rispetto a settembre sia rispetto a ottobre 2013, dice l'Istat. E sempre in tema di economia, la prima pagina dell'ANSA ci dà conto anche della Banca Centrale Europea, che abbassa le stime del prodotto interno lordo dell'inflazione nella zona euro. Claudio, per quanto concerne, partiamo subito dalla questione che hai cercato di affrontare. Ho visto la puntata di martedì, non sempre ce la faccio per questioni di orario mattutino, però insomma, nella puntata di martedì con la neo sottosegretaria all'economia De Michelis, appena nominata, una speranza, perché una speranza per l'economia italiana, però tu hai cercato di introdurre nel dibattito questioni concrete. Poi a un certo punto sono arrivati anche gli applausi dei lavoratori di Livorno. Mi piacerebbe riproporlo il passaggio della trasmissione, perché parecchio obtorto collo, i lavoratori di Livorno, di una fabbrica acquisita dai tedeschi, da una società pubblica tedesca e che produce componentistica auto, ti hanno applaudito. Non so se la cosa ti ha stupito o meno, però quello che, diciamo così, rimane di quella trasmissione lì. Poi facciamo l'agenda delle questioni invece più importanti del momento e poi sentiamo anche naturalmente come sempre chi ci ascolta. Però quello che mi rimane della trasmissione è l'estrema difficoltà del conduttore, degli ospiti. C'era anche Paolo Romani di Forza Italia, oltre alla sottosegretaria De Michelis, piuttosto che Airaudo, piuttosto che il giornalista assai famoso Gian Antonio Stella. L'estrema difficoltà a entrare nel concreto delle questioni. Tu hai cercato di portare la discussione sulla questione, per esempio, della recessione economica e della disoccupazione, dati alla mano, e della moneta, perché l'euro, della questione euro, è un po' la questione fondamentale. Poi su questo sentiremo anche cosa ha detto un passaggio Beppe Grillo l'altro giorno all'Europarlamento. Però c'è grossa difficoltà a discutere in maniera serena, diciamo così, fondata e dati alla mano, di economia. Questo mi sembra il punto di partenza, no? Cioè, è dura lì fare entrare qualcosa di... Se il sottosegretario la De Micheli, che non ha di base idea, no? di che cosa succede, di cosa c'è, perché che ce la ricordiamo una volta in cui la incrociai in un'altra trasmissione, in cui disse che se si svaluta del 30% scende anche il PIL del 30%, no? Non lo so, cioè come dire che dato che in questo momento l'euro è sceso del 10%, il nostro PIL è sceso del 10%, no? Cioè questo diamo l'idea di che livello di cultura economica può avere questa persona. È logico che non sono troppo a loro agio e evitano di mettere i dati sul tavolo, ma soprattutto si evita di mettere i dati sul tavolo da una parte perché poi si teme di essere inadeguati, ma dall'altra parte perché mettendo i dati sul tavolo si arriva a una conclusione univoca. L'ha ricordato anche Salvini da Vespa, insomma, quello che cerchiamo sempre di fare è mettere appunto 2 numeri in croce e questi numeri ti dicono una cosa sola, perché se
guardiamo per esempio i dati mondiali, quindi di tutti gli stati del mondo, quantomeno quelli considerati minimamente sviluppati, e guardiamo la disoccupazione, ci sono solo, se non mi ricordo male, 7 stati, comunque c'è un certo numero di stati che hanno una disoccupazione con percentuale superiore al 10%. La disoccupazione, diciamo, l'occupazione normale dovrebbe essere il 4%, no? Cioè questo è considerato il livello di piena occupazione, perché in ogni caso qualcuno che è nel momento in cui cerca lavoro c'è sempre, insomma, sulla grande massa dei lavoratori. Però diciamo che di base in un paese normale quasi tutti dovrebbero riuscire a trovarlo il lavoro, magari non quello che sognano, ma non strutturalmente riuscire a stare senza trovare lavoro. Comunque diciamo che 4% è normale, 6%, 7% possono essere alti, così come poteva essere diciamo quello che succedeva sempre in Italia, perché c'era piena occupazione al nord ma un certo tasso di disoccupazione a sud. Può capitare che ci sono dei paesi con delle differenze fra aree, fra zone. 10% è altissima, oltre il 10% è patologico, cioè significa che c'è qualcosa di veramente grave, no? che non va. Ecco, di tutti i paesi del mondo, quelli che sono superiori al 10% di tasso di disoccupazione sono tutti i paesi che hanno l'euro. Tutti. E se non si comincia a ragionare su queste cose non si va a casa più, perché o si pensa che è una coincidenza, così tutti i paesi che hanno l'euro hanno vinto la disoccupazione, oppure si deve affrontare una questione, così come in modo responsabile e necessario per un partito l'ha fatto la Lega Nord. Non si può scappare, perché per carità poi dopo magari ci si studia su e si arriva alla conclusione che stiamo parlando di una coincidenza, però non si può non studiarla. Cioè, il fatto che i dati ti dicono questa cosa, il fatto che ci siano veramente tanti economisti e politici, diciamo così, un po' illuminati, come magari può essere per esempio fuori da casa nostra Marine Le Pen o simili, che considerino la questione, è necessario, non si può metterla sotto il tappeto. Sicuramente avrai notato oggi l'editoriale del Corriere della Sera di Polito. Di Antonio Polito, che pure in ogni caso non è che sia uno considerato totalmente decerebrato, no? Eppure è bastato che qualcuno del PD, Fassina, Cooperlo, Fassina, Cooperlo in primo luogo, venissero al nostro convegno, al convegno Pescara, in cui è venuto anche Salvini, che aveva organizzato Bagnai, e che sia io che lui ormai per la terza edizione, dove ci sono economisti che fanno questa fatica di mettere i numeri sul tavolo. È bastato che a Fassina e Cooperlo venisse il dubbio, no? Una volta visti i numeri sul tavolo, dicesse però cominciamo a parlarne, basta che partono le scomuniche, perché è una cosa incredibile. Del resto però, Claudio, populismo. Del resto in quell'articolo lì Polito però dice anche una cosa interessante, anche abbastanza illuminante, cioè che in pratica l'euro è diventato per la sinistra una nuova religione, una nuova ideologia dopo la caduta del comunismo e il crollo del muro di Berlino. Non è una cosa fondata sul ragionamento oggettivo, è un'ideologia. Benissimo. È questo dove dobbiamo spaventarci, perché sappiamo benissimo che le ideologie hanno portato poi a disastri che rimangono nella storia, e quindi dopo tanti errori memorabili, vari nazismi, comunismi, adesso ci dobbiamo pure subire l'eurismo.
Il fatto è questo, che la storia non si ripete. Non è che ci sono delle situazioni tale per cui uno al momento riconosce che è una situazione sbagliata, cioè gli ismi portano a disastri che sono diversi l'uno da quelli precedenti, no? E ci fanno pensare che fanno aprire gli occhi in tempo. Cioè noi adesso ovviamente saremmo allarmati, avremmo un dubbio se avessimo uno che ci fa mettere tutti in camicia nera e iniziasse fila per 200, no? a tirare sul braccio destro. Allora uno direbbe, forse non siamo esattamente dalla parte giusta. No, il nuovo ismo ci fa fare delle cose differenti, il nuovo ismo in questo caso è una roba che ci fa veramente affamare la gente, ci fa buttare la gente per strada, ci fa svilire il lavoro, ci fa emigrare, ci fa far sì di buttarci l'uno contro l'altro, additandoci perché uno ha la casa, perché uno ha due risparmi, no? E similari, tutto per tutelare una moneta. Così siamo a livello dei sacrifici umani, insomma, non saprei che altro definire. Cioè noi, no, per tutelare questa moneta dobbiamo fare i sacrifici, c'è anche solo la parola, no, il sacrificio. Suona molto religione, eppure niente, ci siamo ficcati dentro questa situazione. Chi invece è convinto di essere più furbo, di essere il sacerdote di questa religione, il PD, e vabbè, pazienza. Loro sono i sacerdoti dell'eurismo. La posizione di Fassina e Cooperlo, come la valuti tu? Che cominciano a dire, pensiamoci a una questione come l'uscita dalla moneta unica. Allora, dunque, Fassina secondo me che in ogni caso è uno che ha studiato economia, Fassina secondo me aveva capito da un pezzo. Fassina non lo stimo più di tanto dal punto di vista umano, perché io sono convinto che aveva capito da un pezzo, e però per convenienza politica, o sapendo che in ogni caso andava a sfidare la religione, preferito alludere e tacere, perché io mi ricordo che da un bel po' di tempo che su internet quelli che seguono le questioni legate all'euro avevano fatto una specie di piccolo collage di un suo video dove diceva quella triste verità che o svaluti la moneta o svaluti il lavoro, che sicuramente i nostri ascoltatori ben conoscono. E allora avevano preso il momento in cui Fassina diceva quella frase lì, l'avevano ripetuta a raffica, no? In modo tale che si ripetesse costantemente: o svaluti la moneta o svaluti il lavoro, svaluti la moneta o svaluti il lavoro. Quella frase lì, chi ha studiato la questione sa che è indicativa del fatto che uno ha capito. Le due cose sono alternative. Se tu sei in difficoltà e sei disoccupato perché non sei più competitivo, non diventi più competitivo inventando il motore ad acqua, che è più probabile che lo faccia chi è che sta prosperando in questo momento piuttosto che chi è che è in difficoltà. Diventi più competitivo o adeguando i tuoi prezzi dei tuoi prodotti grazie a un cambio diverso della tua moneta, o spiegando gli stipendi e fregandosene, e per spiegare gli stipendi devi prendere e licenziare una marea di persone che poi siano sull'angolo della strada. Il fatto che lui avesse detto questa frase mi faceva pensare che aveva capito, ma non aveva mai pensato di affondare il colpo. Adesso, una volta trovatosi in disgrazia nel partito, irrilevante, ecco, diciamo così, irrilevante nel partito, a quel punto ha trovato il coraggio di dire la verità. Un po' comoda come posizione, insomma, cioè quello di
diciamo così, di ignorare o di sottacere il pericolo pur conoscendolo per diciamo tattiche interne di partito e poi dopo insomma di tirare fuori la questione soltanto quando non c'è più nulla da perdere, insomma non è che sia il massimo della cordileoneria, cioè uno vede il pericolo e dovrebbe denunciarlo, così come ho fatto io, fregandomene di quello che avrebbero potuto pensare colleghi in università o in generale tutti gli altri nel momento stesso in cui dire una cosa era passare per eretici. Ma io non ho fatto tanta fatica a farlo, cioè vedi un treno che ti sta venendo addosso, dici togliamoci dai binari, invece loro hanno fatto una scelta differente, quindi dal punto di vista umano non è che mi spelli le mani, dal punto di vista economico è sicuro che sono più avanti di tanti altri, quindi hanno cominciato a dire l'ovvio. Claudio, ti hanno stupito, dicevo prima, gli applausi degli operai di Livorno, dei rossi operai di Livorno, che hanno detto c'è al governo il nostro partito, però applaudiamo il responsabile economico della Lega perché viene dalla nostra parte e ci fa da sponda. Purtroppo, hanno detto loro. E il caso è quello della TRV di Livorno, che è un'azienda sana, direi fondamentalmente, che poi è stata comprata da un'azienda pubblica tedesca, come tu hai ben ricordato, in trasmissione a Ballarò, ma pratica adesso stanno per chiudere. Da quel caso lì poi dovremo fare un piccolo ragionamento, riprenderlo, quello che hai fatto anche in trasmissione, senza, diciamo, mi pare aver raccolto poi anche lì, senza che si sia creato poi un'autentica riflessione su questo dato di fatto qua, no? C'è la pubblicità, però poi ti chiedo appunto se ti sono risultati così un po' strani o stupefacenti gli applausi degli operai di Livorno. Pubblicità. Hai capito che succede? Oggi la qualità tedesca di Opel Corsa è davvero per tutti. Anche a novembre sulla gamma Corsa 30% di sconto, optional inclusi, garantito per tutti. Non perdere tempo, Corsa è tua alle migliori condizioni di sempre. Sabato e domenica. Entra in Unieuro. Amore, faccio le valigie. Ma perché? Che t'ho fatto? Ma no, è che da €1 compri quel che vuoi. Ah! Cosa? No, niente. Fammi finire. Sì, scusa. E ogni €300 di spesa ti regalano un volo andata e ritorno con vola gratis per le più belle città d'Europa. E allora vengo anch'io. Tu prima vola da €1. Subito. Operazione a premi valida fino al 28 novembre. Regolamento con esclusioni e punti vendita aderenti su unieuro.volagratis.com. Unieuro. Batte. Forte. Sempre. Buongiorno, sono Martin Casogiovanni, pilone della nazionale italiana del rugby e vorrei un furgone Peugeot. Sì, ne abbiamo tanti, più di 300 versioni. Ma sono robusti? Certo, e anche capaci. Lo vedremo. Ragazzi, tutti dentro! Peugeot ama Italia e fa squadra con la nazionale rugby. E fa squadra con te sui veicoli commerciali. Leasing a tasso fisso 2% e 5 anni di manutenzione. Peugeot. TAG 379, scade il 30 novembre, salvo approvazione Bank PSA Finance. Informati negli showroom Peugeot o su peugeotprofessional.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Rieccoci in onda con Claudio Borghi Aquilini. Allora Claudio, ti hanno stupito gli applausi degli operai di Livorno? No, se devo essere sincero no, perché so bene che la gente una volta che è disperata poi dopo ha poco da fare teatro, insomma. Io anzi approfitto per dire a quegli operai per far sapere, adesso non so se sono già stati contattati, ma credo di sì, comunque se no lo saranno a breve, da Nazionale giù in Toscana, perché ho intenzione di andarli a trovare quanto prima, perché hanno avuto, io lo so cosa costa per chi è sempre stato fedele a un partito, doversi rendere conto di un tradimento, e quindi veramente sono convinto che la cosa le sia costata loro, cioè prendere e improvvisamente rendersi conto che il PD
o in generale il partito in cui loro sicuramente hanno riposto buona parte della fiducia, in realtà stava lavorando per altri, ecco, mettiamola così, e sicuramente non per loro, stava lavorando contro di loro. Purtroppo questo stropicciare di occhi credo che dovrà toccare ancora tanta gente. Qualcuno in buona fede ha provato a dire vediamo un po' se questo qui è diverso, vale a dire Renzi, rendendosi conto che questo era peggio di quelli di prima, ma in ogni caso rendendosi conto che tutta la politica europeista e eurista del PD aveva come conseguenza finale disoccupazione, disperazione, recessione e chi più ne ha più ne metta, per cui il fatto di applaudire è semplicemente perché si sono resi conto che io stavo dicendo una cosa vera. Non c'è come essere dentro nel dramma per capire poi dopo che se quello che ti sta dicendo uno è aria fritta oppure se è verità. La rappresentante del governo non aveva neanche idea di come fosse la situazione, non sapeva chi è che aveva acquistato la TRV e simile. Io che invece bene o male la questione di queste società tedesche o quello che stanno facendo in Italia un po' la conosco, un pochettino l'ho studiata, ho ricordato una cosa banale, perché sennò altrimenti sembrava una questione come tante di aziende che fanno delle cose che non sono più aggiornate o similari, quindi deve chiudere. Fuori mercato, no, diciamo. Fuori mercato, esatto. Invece no, il loro prodotto è un prodotto eccellente. La loro produttività è una produttività assolutamente eccellente ed esemplare, quindi non è che è una situazione di quelle fabbriche dove non so per al giorno e allora a seguito di quello uno chiude, ma molto banalmente la storia di tutta la società, vale a dire di tutta la TRV, si può così riassumere. Eccellenza italiana, dopodiché comprata da multinazionale americana, quando noi abbiamo cominciato a privatizzare, a scricchiolare, privatizzare e così via, a vendere. Comprata da multinazionale americana che si chiama TRV, la TRV di proprietà di un fondo di investimento, quindi figurarsi voi un fondo di investimento che interesse poteva avere, poi dopo può avere delle strategie di lunghissimo termine e così via. Il fondo di investimento si chiamano fondi di private equity, il loro mestiere è comprare delle aziende che sono anche enormi, che sono un po' in crisi, vedere di rimetterle un pochettino in carreggiata, dopodiché venderle il più in fretta possibile, no? Questo fondo di investimento che si chiama Blackstone così ha fatto, ha comprato la società che aveva qualche guai, insomma, ai tempi dell'inizio della crisi economica, e poi dopo adesso al primo compratore l'ha venduta. Il primo compratore è la ZF, per intendersi la Zeppelin, cioè la società fatta con diciamo così, con i soldi o col nome di quello che faceva i dirigibili. Sì, Zeppelin. I famosi Zeppelin, la Zeppelin Friedrichshafen, che è una società di proprietà, secondo la struttura particolare del capitalismo tedesco, della città di Friedrichshafen. Quindi è come se fosse stata comprata dalla 2A, non so come dire, cioè da una municipalizzata, ecco, a capitale pubblico, diciamo così, certamente. Beh sì, a capitale pubblico, perché non è quotata, non c'è da nessuna parte, è appunto gestita questa fondazione dalla città da questa città tedesca. Questa fondazione e le ditte di questa fondazione, questa ZF appunto, quando nel 2008 è cominciata la crisi, si è tenuta su anche con i prestiti della loro cassa depositi e prestiti non conteggiati come aiuto di Stato, quindi quello che per noi è impossibile, per loro è all'ordine del giorno. La loro cassa depositi e prestiti, che è enorme,
Stato questi sono su grazie ai soldi del bilancio statale tedesco, e che arrivano, comprano dagli americani tutta la TRV, e intanto hanno un piano di razionalizzazione, chiamano loro. Razionalizzazione significa io chiudo gli stabilimenti che mi stanno antipatici, o quantomeno che considero doppioni di altri che ho, e faccio lavorare la gente dove mi conviene di più. Per cui cosa succede? Hanno tenuto aperta la produzione a Livorno per il tempo necessario di prendere tutte le tecnologie e di replicarle da un'altra parte. Dopodiché, una volta replicate dall'altra parte, quindi fatto il perfetto doppione della fabbrica di Livorno, si prende una bella letterina, si manda a tutti i lavoratori, li si manda a casa, e tanti saluti, profitti alla città tedesca, disoccupazione all'Italia. È a quel punto che io, una volta che gli ho velocemente spiegato com'è sì, che era la situazione reale, gli ho detto: ma ci svegliamo, no? Va ribaltato il tavolo, perché se si gioca con i vari, cioè che scopo si ha stare seduti fissi al tavolo a giocare a poker con i vari? O sei d'accordo col baro, e questo è purtroppo la condizione dei nostri governanti, o sei irrimediabilmente pollo, e mi verrebbe un'altra parola. Ma in ogni caso l'unica cosa che non puoi fare è stare al tavolo con i vari. Allora a quel punto uno dice: cosa faccio? Sto dentro in questo sistema che mi fa diventare troppo costoso, e quindi anche togliere la possibilità che, volendo essere in buona fede, uno diventa conveniente lavorare in Italia. Non puoi, perché è una moneta, lo sappiamo, perché è una moneta sopravvalutata del 40%. E allora cosa succede? Sapendo che tu sei fuori mercato, lasci che tutte le tue fabbriche vengano chiuse ogni giorno di più per spostarsi dove è più conveniente e dove decide poi dopo un compratore statale tedesco, che ovviamente farà tutti gli interessi della sua ditta, della sua gente, e non certo i nostri. E questo è il punto. Uno dice: ma perché mai io devo andare avanti così? Perché? E poi dopo invece, come sicuramente hai visto dalla trasmissione, hai uno sottosegretario che continua a non capire nulla, hai uno del PDL che secondo me aveva capito, ma terrorizzato da infrangere il patto del Nazareno, perché gli interessa la legge elettorale, perché sì, gli interessa la soglia di sbarramento, qualsiasi altra cazzata di cui i lavoratori non avranno alcun beneficio, perché se immaginiamo un po' questi poveri operai via Livorno licenziati e senza realistica speranza di trovare un altro posto di lavoro, perché Livorno sta chiudendo tutto, cosa gli può interessare della legge elettorale, della soglia di sbarramento del Senato, della riduzione dei collegi per il capolista nominato? Cioè, è ovvio che gli salirà la bile alla testa, e come non comprenderli? Dall'altra parte avevamo un grande commentatore, uno che ha fatto, Gian Antonio Stella, che ha fatto i suoi successi personali, dicendo che è tutta colpa della corruzione della cassa della cricca, che pur di non ammettere una cosa del genere è venuto a dire, e ci sono i video, se andate sulla mia pagina Facebook li trovate, sono tutti i video della puntata, è andato a dire per esempio che in Veneto è colpa del Veneto se c'è la disoccupazione, perché loro, mentre il mondo si evolveva, questi facevano soltanto cadreghe e maioni. Ma io l'ho guardato e gli ho detto: ma che diamine dice? Ma adesso è colpa del Veneto? Ma veramente cioè in Veneto lui, perché lui è di Asolo, che io sappia, che mente, perché non può non sapere dell'eccellenza delle produzioni del Veneto, ma pur di dire che in realtà è la colpa della cassa, della corruzione, no? E così via, fa dire che i veneti producono soltanto sedie e maglioni. Ma caspita, io ho detto: ma scusate, ma in Veneto si fanno fare cose più tecnologiche, più belle, più
più apprezzate del mondo, ma che coraggio hai di dire una cosa del genere? Che coraggio hai di offendere così la tua regione, il tuo popolo? E invece mi sembrano tutti matti. Gli operai invece, ripeto, che hanno capito che io avevo ben presente che cos'era la loro situazione, hanno applaudito, ma sono disperati, bisogna solo essergli vicini. Altro input della settimana, del cronaca di questi giorni, un passaggio del discorso di Beppe Grillo all'Europarlamento l'altro giorno. Lo risentiamo insieme e poi ne parliamo, Claudio. Noi stiamo vivendo in un inferno perché abbiamo delegato a delle banche, a degli uomini di cera, il nostro sistema fiscale. E il sistema fiscale di un paese è la sua politica, non c'è altro, signori. Scusate, ma non c'è altro. La politica è il fisco, è il sistema, come prendi i soldi, come li prendi e dove li poni, come li spendi. Il resto sono dettagli. E noi abbiamo delegato la nostra moneta. Io sono venuto a dirvi che è finita. È finita il movimento, è una forza politica, è la seconda forza italiana. Quindi noi ci presteremo a fare, attraverso una legge di iniziativa popolare, la raccolta firme. In 6 mesi raccoglieremo qualche milione di firme, li porteremo in Parlamento. In base alla nostra Costituzione non ha l'obbligo il Parlamento di discutere una legge popolare, ma e l'hanno già fatto, le nostre 350.000 firme che avevamo depositato in un giorno per mandare fuori i corrotti dal Parlamento sono state buttate in una latrina. Non succederà più, perché questa volta abbiamo 150 parlamentari dentro che discuteranno questa cosa. E allora si discuterà e vedremo chi sarà a favore di uscire dall'euro o contrario o a favore, vedremo, di forze politiche, e indiremo un referendum possibile, un referendum consultivo come abbiamo fatto nel 1989, abbiamo già un precedente e lo faremo. Questa è la nostra meta adesso. Allora, bisogna mettersi d'accordo su che cosa vogliamo fare. Vogliamo fare delle cose. Io sento, avete fatto adesso, c'è una campagna per l'euro dicendo che è da pazzi uscire dall'euro, non seguite quel comico lì. Io mi immagino già le televisioni cosa prenderanno di questo breve monologo. Io non sono uno da interviste. Prenderanno dei passaggi, poi li faranno commentare magari a una TV da un grandissimo economista, quegli economisti della Bocconi, delle grandi università, che sono decenni che non ne azzeccano una. Non c'è stato un economista che ha azzeccato la crisi dei subprime americani, nessuno. Però vanno in televisione a dire: guardate questo pazzo qua, cavo stagnato, ci porta nella regressione totale. Non accetterebbero mai un consiglio economico da un clown, è chiaro? Va bene, clown, un referendum consultivo per uscire dall'euro. L'hai appena commentato a proposito sulla tua pagina Facebook, no? Questa balla, tu dici, sì. No? Sì. No, allora, questo il caso di Grillo poi volendo ancora più grave di quello della sinistra, no? Il caso di Grillo è grave perché in questo caso stiamo parlando da una parte, vabbè, è una difesa di un'ideologia e va bene, cioè erano tutti fascisti fino al giorno in cui poi dopo è caduto il fascismo, dopodiché erano tutti partigiani. Questa è una simpatica tradizione italiana. Invece nel caso di Grillo è più grave. Nel caso di Grillo stiamo parlando di deliberata occultamento della verità, o quantomeno di uno strumento per incanalare la protesta dove non faccia male. Grillo nell'analogia eurismo uguale fascismo è il finto partigiano, cioè uno che fa finta di attirare della gente che vuol combattere contro la situazione, e poi dopo non gli fa fare nulla, fa credere che ecco sì, ci libereremo dal fascismo, invece che andando sulle montagne e combattendo contro i tedeschi, ci libereremo non so, cantando le canzoni in piazza, no? O cose di quel tipo lì. Allora, la questione, se uno mente,
come è il caso di Grillo, pur essendo informato, è peggio rispetto a uno che è ignorante. Ogni tanto così i grillini, che hanno un sistema di propaganda assolutamente becero in giro per i social network, è l'unica roba che hanno, tirano fuori, che ne so, delle frasi mie, delle frasi di Salvini, delle frasi di mio nonno, quando ancora non avevamo preso non avevamo fatto le nostre conclusioni relative all'euro. Io ho sempre detto che non sono nato con la consapevolezza dei guai dell'euro. Io ho sempre detto che a un certo punto, una volta vista la Grecia, cos'era successo in Grecia, ho aperto gli occhi e mi sono reso conto di quello che stava succedendo, e ho cominciato a denunciare. E chi è stato il primo, o quantomeno uno dei primi in Italia è vero, non certo, non ho mai detto che mi sono svegliato da sempre, cioè mi sono svegliato per primo, ma prima dormivo. Ecco, loro vanno a prendere le frasi di quando intervista, così, questo tipo di quando non avevamo capito, ecco, questi non sono credibili e così via, come se invece loro fossero nati con questa consapevolezza. E invece loro hanno avuto il privilegio di essere i primi a ricevere le nostre spiegazioni. Grillo e Grillini non avevano idea neanche di che cosa fosse l'euro al di fuori di una roba per comprarsi le patatine o per comprarsi il PC. No? Loro hanno avuto il privilegio di essere i primi a ricevere le nostre spiegazioni, perché essendo che quello che noi scrivevamo o quello che noi dicevamo era spesso fatto su interviste messe anche su YouTube, interviste che giravano in internet, no? E similari media non ci lasciavano spazio all'inizio, perché erano delle teorie troppo considerate assolutamente troppo eretiche, o se lo facevano solo a livello di curiosità, no? Non di dibattito serio. Allora invece, girando su internet, per la prima volta sul loro sito o insomma persone vicine all'entrata di Grillo hanno cominciato a far vedere queste cose. Quindi loro hanno studiato i grillini su quello che dicevamo noi. Io sono andato, e lo ricordo sempre, invitato da loro alla Camera, e prima di ufficiali presentazioni alle altre forze politiche hanno avuto modo di prendersi spiegazioni e un dettaglio di quello che era la situazione dell'euro, e alla fine di tutto questo questi se ne vengono fuori con una cosa che noi da sempre abbiamo detto che non può funzionare. Allora, innanzitutto si svegliano fuori tempo massimo sul fatto di dire noi siamo contro l'euro, perché questo era un argomento che doveva essere lasciato, quello che ci dissero, che doveva essere lasciato alla volontà del popolo. Il partito, come fa un partito a dire di essere contro l'euro, non è euro? Io gli chiedevo di fare una consultazione online fra i loro soci, in modo tale tra i loro associati, in modo tale da prendere una posizione. Non la fecero, e adesso invece senza nessuna consultazione viene fuori che tutto il partito deve essere no euro. Quindi immaginate un po' che presa in giro è questa cosa della democrazia diretta. E gli abbiamo sempre detto che il referendum non si può fare, perché Grillo, che viene fuori, come nel discorso che abbiamo sentito registrato, che si fa una legge popolare e poi dopo si fa il referendum, sta dicendo una bugia. E dato che sei informato, se sei informato e dici una bugia, significa che sei in malafede, e se una persona è in malafede su questo argomento ha il mio disprezzo. Questo deve essere chiaro. Perché dice una bugia? Per un motivo molto banale. Il referendum su questioni legate a trattati internazionali non si può fare. Il referendum consultivo, che è quello che dice lui, dell'89, tipo quello dell'89, esatto, citando tipo quello dell'89, no? Perché la bugia del referendum era stata pure semplice, che era la prima versione, era troppo smaccata, no? Si riusciva a smontare subito. Invece allora dico di fare come quello che si è fatto nell'89 per l'Unione Europea, con il referendum consultivo. Ora,
non è che si fa la legge di proposta popolare e poi grazie alle firme, se sono 10 milioni, 50 milioni o così di questo tipo, il referendum si dice magicamente, no? Nell'89 fu necessaria una legge costituzionale. Esattamente, fu necessaria. Per farlo, questa legge costituzionale deve essere approvata da 2/3 del Parlamento per 4 votazioni. Io non la sento mai da Grillo questa cosa, non la dice è possibile, certo è possibile che questo Parlamento approvi un referendum sull'euro con maggioranza a 2/3 del Parlamento medesimo di ciascuna Camera, quando sappiamo benissimo per esempio che il PD ha la maggioranza relativa alla Camera. Cioè, io ho il PD che ha la maggioranza relativa alla Camera perché ha il premio di maggioranza, no? E questo mi spaccia come soluzione una cosa che può funzionare soltanto se 2/3 del Parlamento vota a favore. E mi sto pigliando in giro, perché se c'è una maggioranza di 2/3 per fare una determinata cosa, allora scusate, si esce subito al volo. Cioè, se 2/3 del Parlamento fossero d'accordo per fare una determinata cosa, significa che noi potenzialmente possiamo uscire stamattina. No, invece lui ci vende come soluzione praticabile una roba dove devi fare una legge costituzionale del Parlamento che può passare soltanto appunto con i 2/3, che sappiamo che è impossibile. Dopodiché anche con questa cosa si fa un referendum consultivo, quindi una specie di sondaggione, no? Che non impegna nessuno. E intanto siamo arrivati a che cosa? A mai, perché non si fa, e siamo arrivati al 2050. Mi spiace, dall'euro si esce governando. Non c'è un'altra via, non c'è un modo per il popolo di annullare questa situazione. Il popolo può permettersi, anche stando all'opposizione, di annullare una legge ordinaria, così come faremo noi, e anche lì vediamo se ce lo fanno fare, con la legge Fornero. Ma i trattati internazionali e la Costituzione possono essere cancellati soltanto stando in maggioranza in Parlamento e quindi implicitamente governando con lo strumento più efficace che sarà il decreto legge. Quindi mettiamocelo in testa, noi dall'euro usciremo per decreto e per uscire dall'euro per decreto l'unica cosa sensata che una forza politica potrebbe dire è: io voglio uscire dall'euro e quindi anche se io sono differente rispetto a tutto il resto del programma di altri partiti, ma questo potrebbe essere un punto in comune, quindi un punto in cui fare battaglia con altri anche se la pensano diverso da me su tutto il resto, e si fa un'alleanza di scopo, vale a dire ci si presenta alle elezioni, si dice chiaramente che tanto si va a votare a marzo, lo sanno anche i partiti, perché di sicuro Renzi non aspetterà che gli arrivino tutti gli aumenti a secchi di IVA, accise, catasto e così via che ha disseminato in finanziaria, che partono convenientemente tra l'anno, lasciandogli tempo di andare a elezioni. Quindi quando si andrà a elezioni si esce in questo modo, se si volesse uscire, dicendo ognuno il suo programma complessivo, quindi tu Grillo ti piacciono gli immigrati, anche se lui personalmente probabilmente no, ma tu partito di Grillo hai votato per cancellare il reato di immigrazione clandestina, benissimo, te lo tieni in programma per quella cosa lì. Tu Forza Italia vuoi, che ne so, più televisione per tutti, benissimo, ti tieni quella parte lì, ma insieme tot partiti hanno, per esempio, tu Fassina vuoi, che ne so, più tasse, però ti sei svegliato e dici che bisogna uscire dall'euro, perfetto. Abbiamo fatto tot forze, tot persone che hanno programmi differenti ma un punto in comune. Una volta eletti, se la maggior parte dei partiti rappresentati in Parlamento concordano su un punto, si prende e si esce. Punto. Senza diventare mattina, ma non preoccupiamoci perché tanto in ogni caso qua in Italia non stiamo
più tempo di tanto veramente Giulio a pensare su cosa dice, cosa fa Grillo. Non veramente, è un peccato perché sta ingannando tanta gente. Allora, intanto apriamo... Ma chi se ne frega, cioè tanto in ogni caso sarà chiaro ed evidente che la prossima battaglia sarà Matteo contro Matteo, quello sbagliato contro quello giusto. Grillo è storia passata, tanti dei suoi si stanno svegliando e quindi è inutile anche perderci più tempo di tanto. Allora, apriamo le linee telefoniche 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire, oppure via SMS il numero è il 346 6427 756. Ci sono due telefonate, poi però volevo anche chiederti, Claudio, se a proposito di uscita dall'euro è fondata la voce che è stata messa in circolo anche su alcuni giornali italiani che ci starebbe pensando la Germania a un piano di uscita dall'euro o di doppio euro del nord e altra moneta per i paesi del sud Europa. Però due sono le telefonate che passiamo subito prima della pausa pubblicitaria. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, Mauro da Reggio Emilia. Allora, spulciando sul web, su internet, ho visto che è circa un mese e mezzo che l'Unicredit ha ceduto 900 milioni di crediti inesigibili al fondo Cerberus, no? Con i nominali di 1 euro contro 20 centesimi. E questo fa il paio con l'operazione di Draghi che vuole rastrellare delle obbligazioni garantite, quindi dai cittadini italiani, e comprare degli ABS, cioè una cartolarizzazione di spazzatura. Per cui noi siamo su una bolla finanziaria tremenda. Draghi è come uno davanti a una caldaia che deve continuamente buttare dentro euro, perché se cala la temperatura di 1 grado esplode tutto. L'euro non è stato altro, ha creato in Europa non dei fiumi tra gli stati, dei mari tra gli stati, e purtroppo io credo che sia una moneta criminale che riporterà ancora, quando esploderà tutto questo, la guerra in Europa. L'altra chiamata, pronto? Sì, buongiorno professore, buongiorno Giulio. Mi permetto che io non capisco molto di economia, per cui magari mi prenderete per matto, però faccio una domanda molto generale. Sì. Sull'euro, lasciando da parte la Germania e i paesi nuovi dell'est, tipo Polonia, che hanno adesso una crescita economica forte di recente, come mai però paesi come l'Austria, che pur essendo Unione Europea, pur avendo l'euro, funzionano? Ora io mi chiedo, e non ho capito, magari mi prenderete così per inesperto e non solo di economia, però vorrei una spiegazione, grazie. Grazie a lei. Pubblicità. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Venire alla Mondoflex conviene. Tante offerte, tante promozioni. Fino al 15 di novembre materassi in memory scontati del 50%. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova alla Sargon. Se non lo trovi alla Sargon, dove lo trovi? Sargon, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargon, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargon, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Nella casa del futuro, l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Augusto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766. laghialpinisrl.it.
Da venerdì 14 a domenica 16 novembre si svolgerà la 6ª edizione della mostra mercato Lago Magico al Parco Esposizioni Novegro a Milano Linate. Si potrà partecipare a corsi e dimostrazioni di ricamo, merletto, patchwork, maglia e uncinetto. Inoltre si potranno acquistare capi di artigianato e apprezzare le collezioni private esposte. Lago Magico si svolge in concomitanza al Bro Captage dal 14 a 16 novembre al Parco Esposizioni Novegro a Milano Linate. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, le risposte dei 2 ascoltatori che hanno chiamato prima della pubblicità e 2 SMS dopo e altre 2 telefonate. Claudio. Allora, dunque, comincio dalla seconda. Vale a dire del perché l'euro va bene per l'Austria e non va bene per noi. Allora, è come dire, ma perché delle scarpe numero 42 vanno bene per me, ma non vanno bene per mio figlio. La moneta non è sbagliata, cioè brutta o cattiva in assoluto. È brutta e cattiva oppure molto favorevole per altri versi a seconda dell'economia di un paese. Faccio un esempio. Quando avevamo la lira, per esempio, la lira era la stessa per il Veneto o per la Calabria. Per il Veneto era più leggera e quindi era un aiuto dal punto di vista delle esportazioni. Per la Calabria era più pesante rispetto a quello che la sua economia avrebbe potuto sopportare, perché avrebbe avuto bisogno invece di una specie di dracma, e quindi non era un aiuto per la sua industria, che infatti è rimasta arretrata, non si è mai riusciti a far decollare l'industria del meridione e ahimè si è dovuto tenerlo in piedi a furia di sussidi. Quindi una moneta può essere un impiccio, può essere un aiuto a seconda se è più pesante o più leggera rispetto diciamo così, ai giri del motore della propria economia. In questo caso l'euro è una moneta più leggera rispetto a quella che sarebbe stata lecita per loro avere per un gruppo di paesi che sono quelli che sono intorno alla Germania, quindi Germania, Olanda, Austria e Finlandia tipicamente, e invece è più pesante rispetto a tutti gli altri. Facciamo così, poi completiamo il giro delle metafore. Facciamo conto che la moneta sia un rimorchio. Se io lo stesso rimorchio lo metto a un camion oppure lo metto a una Ferrari, la Ferrari non parte, mentre invece il camion non lo sente nemmeno. E questo non vuol dire che sia peggio la Ferrari rispetto al camion, sono semplicemente 2 economie diverse. Ognuno dovrebbe avere il peso proprio adatto alla propria economia. Se tu ne metti uno uguale per tutti, per qualcuno non è un problema e per qualcun altro invece diventa una difficoltà insormontabile.
Bene, poi ci sono 2 telefonate e 2 sms. Sentiamo le telefonate. Pronto? Però la prima che cos'era? La prima è una questione di Unicredit, il fondo Cerberus Draghi. Ah, sì, no, quello è un problema abbastanza serio, un po' complicato da spiegare per radio, però diciamo che buona parte di questa situazione così negativa dell'economia dà origine a dei prestiti che non vengono restituiti. Allora ci sono dei fondi che pensano di essere più bravi nell'attività di recupero crediti, che subentrano alle banche che la vogliono vendere. Quindi non sono delle gran belle notizie per i creditori, perché praticamente avremo da una parte già un Unicredit che normalmente, o una qualsiasi altra banca che normalmente non vanno tanto per le spicce quando si tratta di recuperare soldi, invece questi soldi verranno recuperati da Cerberus, quindi già potete immaginare che metodi utilizzerà, cioè è solo una questione di violenza dell'esattore. Ecco. 2 telefonate, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno Giulio, buongiorno professore, sono Marco D'Alecco. Buongiorno. 2 domande velocissime. Cosa ne pensa professor Borghi del fatto che le banche tedesche hanno dimezzato nel corso dell'ultimo anno e mezzo i loro impieghi in Italia? Secondo lei che cosa ci sta dietro? Portandoli da circa 260 miliardi a poco più di 90. Questa è la prima domanda. La seconda è Romano Prodi insiste dicendo che per uscire da questo impasse l'Eurozona dovrebbe svalutare l'euro del 20%, no? Per poter tornare, per rendere tutta l'Eurozona più competitiva. Ma questo per il nostro paese non rischierebbe viceversa di essere un'ulteriore mazzata, perché andremo a pagare le importazioni molto di più e oltretutto non potendo gestire noi la moneta si avvantaggerebbe ancora un'altra volta la Germania. Grazie per la risposta. L'altra chiamata, pronto? È bello sentire questa gente. Pronto, buongiorno. Non sento nessuno io, però chiedo alla regia se c'è una telefonata in linea. Pronto? Ah, benissimo, mi aveva detto che c'erano 2 telefonate, pensavo di essere la terza. Prego. Tutto qua. Niente, è un piacere anche avere il professor Borghi e poterci parlare. Sono rimasto affascinato e folgorato sulla strada di Damasco dal convegno all'Hotel Cavalieri della scorsa primavera. E da allora non ho mai caspita, è uno della prima ora lei, quindi è non ho mai smesso di seguire lei, il professor Bagnai, il professor Rinaldi e anche il buon Fusaro, il marxista stalinista. E niente, dicevo e mi permettevo di fare dei ragionamenti sul TTIP e sulla nostra economia e come questa cosa andrà ad impattare, nel senso che volevo sapere da lui cosa ne pensava su questa mia considerazione, no? Che mi dicevano ma basta il compratore consapevole, no? Che poi sceglierà se prendere un prodotto transgenico e portarlo sulle proprie tavole o una carne estrogenata o un finto DOP tipo il Parmesan e poter comprare invece quello DOC che produrremo noi. Il problema è che in un'economia depressa dove il potere d'acquisto diventerà sempre più arido, sempre più povero, è ovvio che il consumatore consapevole non avrà la consapevolezza di dover scegliere, ma in una persona che avrà uno stipendio di 500-600 euro dovrà mettere in tavola quello che il suo portafoglio gli permetterà, ed è anche questo uno di quei motivi per cui bisogna iniziare a distaccarsi da una moneta unica, da un mercato unico assurdo e cominciare a pensare che il New World Order è una cosa reale e funzionale. Grazie e buona giornata. Allora, ancora una telefonata, poi ci fermiamo, però perché altrimenti dobbiamo andare avanti fino alle 15 come minimo. Pronto? Sì, pronto? Pronto, buongiorno. Prego. Sì, buongiorno. Chiamo da Brescia. Una domanda molto semplice e cosa ne pensa il professore? Abolizione totale della tassazione e inserimento dell'imposta diretta regionale. Nel senso che comunque ogni regione applicherà un'imposta diretta, quindi si alzerà l'imposta e la tassazione verrà uccisa completamente. Questo permette, secondo il mio parere, investimenti infiniti nel know-how italiano, perché noi non abbiamo nulla da imparare dall'estero, abbiamo solamente necessità di avere liquidità.
e quindi questa imposta diretta, che potrebbe essere chiamata l'IVA, aumentare quella e tassazione a zero. Però l'imposta diretta deve essere regionale, ogni regione avrà sua banca regionale a cui affluiranno i soldi per il pagamento di tutte le spese che possono essere della sanità, eccetera eccetera. Cosa ne pensa di questa opportunità che noi abbiamo in Italia? Perché ripeto, noi non dobbiamo imparare nulla da nessuno, l'italiano è amato, stimato in tutto il mondo e dobbiamo far ripartire il nostro know-how. Attendo una piccola risposta. Grazie. Allora, Elio da Novara, SMS: ascoltavo ieri la storia dell'unificazione delle due Germanie e sembra la replica del disastro dei vari Monti, Letta, Renzi. Cosa ne dite? Mentre ci chiede Carlo da Bergamo: è vero che la Spagna si sta riprendendo o è una bufala dei giornali di regime pro Europa? Claudio. Allora, vado a ritroso. Che la Spagna si stia riprendendo è una bufala dei giornali di regime per Europa, perché innanzitutto, per carità, cioè nel senso, non è che anche le crisi peggiori non sono fatte da discese e basta, cioè ci possono essere dei brevi momenti di risalita. La Spagna ha massacrato i suoi salari e quindi da qualche parte è sicuramente riuscita a ritornare un pochettino più competitiva, ma la Spagna sta facendo fortissimi deficit. Cioè, se la Spagna fosse al 3% come siamo noi di spese rispetto a quello che incassa, col cavolo che ci sarebbe anche quel mini accenno di ripresa che sembra esserci. No, quindi la Spagna non è messa particolarmente meglio rispetto a noi, ha ancora una disoccupazione pari al 25% e sta migliorando leggermente, semplicemente per una questione di deficit che sta accumulando. Infatti il suo debito pubblico, che era quasi zero, sta avvicinandosi ai nostri livelli. Poi non dimentichiamo poi che la Spagna ha ricevuto una 50 di miliardi di soldi anche nostri per sistemare le sue banche, ecco perché poi è un po' comodo cioè trovare un puntello con i soldi degli altri e poi dopo fare gli aggressivi. Quello che riguarda invece il TTIP, allora il TTIP vale a dire questo accordo di frontiere aperte, diciamo così, con gli americani che oltretutto si porta con sé tutta una serie di fregature piuttosto ampie, vale a dire una specie di sottrazione del commercio persino a buona parte delle leggi ordinarie, in modo tale da far andare su arbitrati internazionali spesso governati da queste multinazionali e così via le cose. È una roba pericolosissima per noi, pericolosissima, perché significa che noi affronteremmo un'apertura di frontiere del commercio, che in sé per sé può anche non essere cattiva, ma con una moneta sopravvalutata. Cioè, noi andremmo praticamente in una gara con quel famoso rimorchio attaccato alla Ferrari, no? di cui parlavamo prima, con le regole che chi perde questa gara poi dopo finisce in prigione. Non è una furbata, insomma. Io la gara entro in gara se so di potermela giocare alla pari. Se sono azzoppato, come in questo caso, entrare in un qualsiasi tipo di gara significa dare la gola all'avversario, non è una cosa che mi interessa. Prodi e la svalutazione. Ecco, per quello che riguarda la svalutazione invocata da Prodi, non ha ancora capito niente, così come non aveva capito probabilmente nulla in passato, se non che un modo interessante di provare a avere un ruolo di comando e di vertice, no? Fregandosene di quello che poteva essere gli interessi del suo paese. Infatti fu premiato con la presidenza dell'Europa per meriti che sono sfuggiti credo ai più, ma il suo merito era stato quello di averci venduto appunto all'Europa. Non sta capendo ancora niente perché la svalutazione dell'euro in sé per sé a noi non dà nessun particolare vantaggio,
perché come esportazioni avremmo vantaggi soltanto per la parte delle esportazioni al di fuori dell'area europea. Non solo, per le esportazioni al di fuori dell'area europea il nostro principale concorrente è la Germania, per cui se l'euro svaluta tanto vantaggio avremo noi e tanto avrà la Germania, ma se la Germania è il nostro concorrente e già ci sta battendo, significa che avrà ancora più vantaggi la Germania e potrà batterci meglio, virgolette, per le esportazioni. In compenso, per le importazioni, vale a dire tipicamente quelle dell'energia, e noi li dovremmo trovare a pagare di più, quindi avremmo da una parte lo svantaggio della svalutazione senza averne i vantaggi, se non in minima parte. L'unica cosa che ci serve non è una svalutazione dell'euro, che appunto invece andrebbe ancora più a vantaggio della Germania, ma una svalutazione o un riallineamento dei cambi all'interno dell'Europa e tipicamente fra Italia e Germania. Tutto il resto non ci serve. Cos'altro c'era che mi sono un po' perso? C'era un ascoltatore che diceva: ho visto una trasmissione sulla riunificazione della Germania, mi sembra simile a ciò che sta accadendo. Sì, no, ha ragione, effettivamente quella è una lezione interessantissima da seguire. Al convegno di Pescara ne ha parlato Vladimiro Giacchè, che ha studiato benissimo insomma quello che successe, quella storia alternativa e diversa insomma che ci hanno raccontato, quella che ci hanno raccontato sull'unificazione tedesca, raccontando come quella fu veramente una vera e propria annessione utilizzata con lo strumento della moneta, anche in quel caso, cosa che ci fa capire che la Germania non fa le cose per caso, della Germania Ovest ai danni della Germania Est, con tutte le stesse armi che usano da noi, quindi con finto senso d'urgenza, dire che la Germania Est era fallita, che bisognava fare in fretta, fare presto, imponendo quindi il cambio 1-1, quindi un cambio super sopravvalutato alla moneta dell'Est, con il risultato di far fallire tutte le imprese, comprandole quindi per un tozzo di pane e realizzando appunto una vera annessione in una maniera pulitissima e senza usare carro armato. 2 telefonate ancora allo 02 66 20 35 29, con noi Claudio Borghi Aquilini. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Alessandro da Verona. Prego. Complimenti per tutto naturalmente. Volevo dire, prima dicevi che tutti questi disastri vengono compiuti in nome di un'ideologia e mi sembra che questa ideologia sia quella mondialista progressista, perché sia Monti che Draghi si sono lasciati scappare che quando si parlava di abolire l'euro dicevano ma l'euro è intoccabile perché è un elemento fondamentale del mondialismo e quindi siccome la mondializzazione è inarrestabile l'euro è qualcosa di irrinunciabile perché fa parte di questa ideologia, di questo progetto. Poi un'altra cosa che volevo dire è che diciamo questo progetto riproduce il progetto del 29, perché quando tu mi elimini la legge Glass-Steven, che è quella del 33 col quale Roosevelt aveva fermato la crisi del 29, vuol dire che tu vuoi riprodurre la crisi del 29. L'altra telefonata, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Cristiano da Ferrara. Prego. Volevo, a proposito della moneta forte, meno forte, debole per i paesi più in difficoltà, come l'Italia, ma il Sud Italia in particolare. La proposta del nostro Pagliarini, ancora all'inizio dell'entrata nell'euro, vorrei un commento su questa cosa qui. Era una cosa che poteva essere valida e al giorno d'oggi poteva portare soluzioni a questi problemi, oppure era una cosa che... La doppia moneta. Sì, si parlava già allora, si ricordi, si parlava che il Sud doveva rimanere con una lira debole, mentre il Nord poteva entrare nell'Europa con l'euro. Sì, va bene. Parte della Germania. Grazie anche a lei. C'è ancora una telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, mi scusi, complimenti per la trasmissione.
a lei e il professor Borghi. Volevo fare una riflessione che volevo chiedere durante la vostra conferenza al cinema di Monza. Allora, io volevo chiedere, ma come mai in Italia non si istituisce un'agenzia di rating nazionale e un costo del lavoro europeo? Se si entra in Europa ci dovrebbe essere un costo del lavoro europeo, sia pure con un range di differenza. Anche perché, scusate, sono un po' emozionato, non si può guardare l'Europa, il PIL del sud-est asiatico e dimenticarsi che praticamente lì di democrazia ne esistono un po' poche. Vorrei sapere cosa ne pensa lei. Prego, Claudio. Allora, dunque, il costo del lavoro europeo non va per un motivo semplice. Dovrebbero esserci dei costi del lavoro molto differenti in presenza di un'unica moneta. Vale a dire, quello che normalmente è la moneta giusta in termini di competitività fra uno Stato, non potendo aggiustarlo con la moneta, lo devo aggiustare col costo del lavoro, motivo per cui un prodotto che normalmente costerebbe un marco verso un fiorino, se il marco sale di livello rispetto al fiorino, gli aggiustamenti si fanno in automatico, altrimenti se io voglio riportare la competitività devo tagliare gli stipendi di chi è andato fuori competitività. Quindi se io metto un unico stipendio, in realtà sto togliendo uno strumento, anzi sto togliendo uno strumento di allineamento delle competitività. Infatti, e qui arriviamo anche alla seconda di domanda, una degli strumenti che hanno esacerbato, diciamo così, le differenze italiane quando anche c'era la lira invece di sanarle, è stato il contratto collettivo nazionale. Vale a dire, il fatto di mettere gli stessi stipendi in Lombardia e in Calabria ha provocato come risultato che diventava ancora meno conveniente, diciamo così, realizzare qualcosa in Calabria, perché se uno si doveva sobbarcare la fatica, il rischio, i trasporti e così via di andare a produrre in Calabria per poi pagare, a causa del contratto collettivo nazionale, i lavoratori esattamente come li avrebbe pagati aprendo in Lombardia, il risultato era che apriva in Lombardia la fabbrica, non in Calabria, e quindi dando meno lavoro ancora al calabrese e costringendo poi dopo il lombardo ad avere sì lavoro ma trasferimenti monetari. Per cui no, diciamo un unico prezzo del lavoro in Europa non funziona. Ci vorrebbe appunto invece la cosa più semplice, avere ognuno le nostre monete, e sì, l'idea diciamo di avere due monete all'interno dell'Italia potrebbe funzionare perché risolverebbe appunto quegli stessi problemi che si sono avuti con l'euro, che in pratica affliggevano l'Italia, che venivano sistemati, poi dopo affliggeva tipicamente il sud, e che venivano sistemati con trasferimenti interni. La differenza fra l'Italia della lira e l'Europa dell'euro è che il nord avvantaggiato dalla lira restituiva questo vantaggio sotto forma di trasferimenti fiscali al sud, e il risultato però non è che era ottimale, perché si aveva una forte industrializzazione e tanto lavoro al nord, ma con dei cittadini incavolati perché dovevano pagare un sacco di tasse, e deindustrializzazione e disoccupazione al sud, con dei soldi impiegati male, perché se arrivano dei trasferimenti che devono essere buttati a pioggia, poi sappiamo benissimo che si va a finire con i famosi forestali o qualcosa del genere. Questa era l'Italia. L'Europa è simile come impostazione, con la differenza che la Germania, che fa la parte del nord Italia, diciamo così, non restituisce un tubo al sud. Io lo dico sempre, se veramente qualcuno volesse far finta di dire che questo sistema gli va bene, la prima cosa che dovrebbero fare è domandare che i trasferimenti fiscali
vengano fatti non già dal Nord Italia, che è in difficoltà e quindi non ha più alcun vantaggio dall'Europa, ma da chi ha dei vantaggi nei confronti di chi è svantaggiato, per cui i soldi al sud dovrebbero venire dalla Germania e non dal Nord Italia. Questo sarebbe un discorso sensato, seppur che non mi piace, perché abbiamo visto che non risolve le questioni. L'errore di Pagliarini, se non mi ricordo male, che tra l'altro ho avuto anche, io in parte ho studiato anche con lui un corso master, l'errore di Pagliarini era così pensare che in ogni caso il fatto che Nord Italia potesse, diciamo così, permettersi una moneta più pesante, pensare che noi saremmo stati felici, parte integrante dell'Europa, ecco, staccato dal sud, invece dell'Europa del nord. Invece io sono convinto che così non è, perché c'è questo piccolo problema che il Nord Italia è l'avversario economico della Germania, e quindi essere in uno stesso tetto dove c'è qualcuno tanto più grande di te che decide, che fa le leggi, che ha la proprietà della moneta e che è tuo concorrente, significa che in una maniera o nell'altra ci avrebbero incenerito. La libertà, l'essere padroni a casa nostra passa, e questo ahimè l'abbiamo sottovalutato per troppo tempo. Ormai mi sembra che tutto il popolo della Lega l'abbia capito più che bene, e la storia gliene renderà merito, perché visto l'esitazione degli altri, il fatto di essere stati i primi a tenere in piedi questa bandiera, ci verrà sicuramente riconosciuto. Essere padroni a casa nostra ed essere liberi passa per l'indipendenza economica e per la sovranità monetaria, cioè non puoi pensare di essere libero andando a chiedere la moneta, a chiedere il denaro a qualcun altro e tipicamente a un tuo concorrente. Allora, ci salutiamo qui, sono le 12, io ringrazio, saluto Claudio Marghiaquilini, è stato con noi, per la trasmissione c'è un appuntamento settimana prossima, grazie Claudio. Grazie a voi, grazie Giulio. E vi ricordo stasera alle ore 17 a Piacenza, credo che riusciremo anche a trasmetterlo in radio, Alan Fabbri, il candidato alla presidenza della regione Emilia-Romagna, e il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini incontrano gli industriali del settore agroalimentare piacentino. Il confronto presso la sede provinciale della Lega di via Bacciago 12. Buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca. Entra in Unie.